Cosa facevi tu dietro la porta? Niente. Ti sei venuto a spiare, ah? Spiare, mi. E io sono dovuto trovare il buso di chiave. Trovare il buso. E lì desino. Vergognate, e il barone da passare una notte che mi ha fatto venire le sgrisole. E proprio adesso che io adesso passavo per poco te me lo svegliavi. È tutta colpa dello spifero. Che cosa? Perché il buso di chiave che ti disegno? A venire lo spifero così forte mi ha fatto sciappare perdone. E ti stroppava il buso con l'occhio. E desino. Ficanante sì. No, Lisetta, ti ho detto che ho ficaloccio, no il naso. Ah sì? E cosa che tu visto? Beh, gari avuto gusto. Devi darti. Ma invece non ho visto ben niente. Manco male. Ciao, ma come stai? Ho piaciuto. Ogni giorno ti dirisci che i Zelini partiranno gli ultimi. E invece dopo sta meglio di tutti noi altri messi insieme. Allora potrei anche rimettersi. Sei come l'erba tra migna. Che correre anche appunto non dice ne però rasto. Anche me intorno tutto un morbi. Oh, curi, puoi vedere come che sta in sia. Il megadito. E soprattutto cerca di vedere se vuol forte sta mia. Ah, mi credo che ancora siamo al Davona. Prima di buttarsi in letto il megadito dei sciamani il nodaro. E scommetto che ti, con che concetti furbi e gentili ti speri di ciavarlo che te lo di eredità. Sicuro, guarda che mi da 5 anni che lo servo giorno e notte, purganti, decoti, papete, e risetta da me cusine, e risetta tira le sue querte, e con i colpital per la pisciatina, e questa signora che mi piedi, e l'altra signora che camminatina. Ah, così, ma lei se va con la camminadina. Dal letto alla poltrona, e dalla poltrona al letto, ma per lui non Ma te me di altro che l'eredità. Però anche a me. Che cosa? Faccio parte della famiglia anche mia ormai. Sì. Carcossa? Beh, sonti o non sonti? Calma, giovanotto, calma. E poi con tutti i parenti che in giro per il mondo al vecchio. Barba, nevuti, germani, zeneri, mori, abbiatici, brosie. Figurate se vado scherzo per noi altri. E in ogni caso mi parlerà sto spetto la vita più grossa. E se il vecchio lo nomina re universale e ciò per la montagna di skate. Se sa? E se c'ha per la montagna di skate? E con Isabella? Anche, ma se mi fanno un c'ha per la montagna di skate? E mi mette il salario? E se ti aumenta il salario, cosa succede? Che cosa dici tu? Ora direi che vedrò se torna come marito. Oh, brava, Lisetta, ti capito allora perché dovevo aiutare la parola sta c'è per gli skate. Lo so, ma te sei come ti ha detto. Geronte, sei un taccagno, non sei neanche idea di quanto taccagno che sei calveccio. Figurate che cos'è sta ora dottor sul dottor. Non se lo va neanche tolto, fa sparagnare. Ma che se fa curare allora? Ma da spiziale, ma non ghina tolto uno qualsiasi. E ghina tolto uno nano, perché pensa di pagarlo in base all'attesa. Ma questo se bene. Mi pensa anche il spiziale se fa su. Figa mia, ma viene fare ricette lunghe e prezzi alti. Lisetta! Oh, se galle va su. Ciao, ma non c'è para ancora bispo? Lisetta! Poverino! Come ritornare a me parole? Volevo aspettarsi che te tornassi, campano! Scusi, come sono fatto? Come sta, loro barba? Non ho fatto tempo per dire nodaro, Crispin, fammi piazzarti. E se chiama? E se chiama? E se chiama? E se chiama? E poi lo so come ti fate nome, ma tutti lo chiamano schiribisso. E sei con la strada davanti al mercato, muri! Scappo! Dai, l'asino! Stavolta vuole che fa testamento! È il mio testamento! E l'unico che non so niente so me! Che avesse avuto manco il tempo di avvertire Isabella! Lisetta, vinciamo e ti non togli mai! Oh, carne uovo! Buongiorno! Buondì, signor Barba. Mi pare che non te gabi mia una buona sera, ancora. Sì? Dici, a che ora siete in letto stanotte? Prestin, dico prestissimo, ecco. E voi, signor Barba, come stasio? Ero tanto in pensiero. Ah, mi sto bene. Se non che fosse perché masnada dei dottori che vendi su quei stracci come se fosse oro. Non capite aver paura. Pagherò mi tutte le spese della vostra malattia. Già me malattia. Già me guarda, giunta, te vuole dire, eh? Come che volevi voi, signor Barba, che voi prodotti caldi, decotti, salati. Tutti scheitratti nei squassi. A voi cercarmi, che
sai che non è onesto lasciare tutti i miei averi. Sì. Spero, caro signor Barba, che non mi consideri come st'altri di certa gente. Cosa? Tutti i miei parenti qui che si disea, ali ripudio tutti! Caro signor Barba, devi su aiutare da quel che vi dice il coro. Guarda che sa anche qualche maliano, so più incesto da quel che non si creda. Cuga via Barba Ventaia, appare ancora un tosato. Brava Irina, avevo sempre detto che ti si una putea del sesto. Insomma, ma che tu fatto chiamare no va? Sì, signor, non può far che sia qua. Allora, saprei anche le mie intenzioni. Non mi credi, insomma. Sì, tutti i parenti mi parla. E ripudio tutti! Andiamo bene? Spero che non mi consideri. No, te l'ho già detto! Ora, e adesso vengi qua a vestirmi, rasto che ho a parlare. Ai si ordini, signor Barba. La conosci vero la contessa Argante? La contessa Argante? Sì, una donna a modo. E so più la Isabella. Isabella? Isabella, sì, la conosci? Mi sì, signor Barba. Come te pare a Tosa? Natosa da marinare, signor Barba. Oh, vedo bene che ti appensi come me. Ma dici io da seno? Da seno? Ma mi, signor Barba, non ho parole per ringraziarla. Avevo deciso di tornare come mujer. Io come boiare. Ma che da fa strano? No, anzi, sono proprio contento. Come dono delle nostre, la passo merende universale. Madonna santissima! Io un paghetto. Se mi un poiastro il suo pegato. No, accada essere il caldo. Scusate, signor Barone, ma discorrere del matrimonio è la vostra età? A me età, sì. Perché? No, sì. No, non voglio dire. Ma pensa che sulla sua storia non stai a aver pressa, perché non dei vostri schemi per far contenti qui che vi vuoi bene, invece di pensare a maritarvi. Mi faccio quel che E voglio. poi così male. E dite che è la E tua invece mi parlo. No, è il signor Barba che ha Ma ragione. cosa dicevo? Una mogliera economa e fedele potrà aver cura di lui, della sua casa e dei suoi affari. Bravo, Budeo. Sapevo che te saresti stato d'accordo con me. Mi voglio solo che ste ben vu, caro signor Barba. I sono alla porta! Ah, Chi sono a porta? e non capivo cosa consigliare. Ma vedere, su cuoia. Un permesso. Secondo. Oh, ma pensa, ecco delle mignoretto. Ah, se vuoi trapassando? Lo vedo, e l'avevi fatto bene. Risetta, ma tu che è una carrera, ma non mota. Non corre. Caro Suso, non te, sono proprio contenta di vederlo lì Suso. Ma avevo sentito dire che non avevi mica passare la buonanotte. Tutte male lingue. Disegni aspiranti eredi che vedi in giro sempre sempiare. Non mi sono mai sentito meglio. Ah, che caro. E tu, Isabella, come va? Isabella, non arriverai qua il tuo promesso sposo. Signor Geronte, serva sua. Anche se fosse lì per tirare gli ultimi, non mi bastaria mandare i soggetti per risuscitare. Da modo, la subbidiente, ma soprattutto la castromessi fa a testa. Ma Maria Versa, che signor Barone non mi dica potrebbe si essere sono o no. Ah, Giacoia! Ma chi è che ti ha detto Giacoia? Un'ea, sia una contessa della sbettegola. Però come infermiera e avanti oro. Io sa se vorrei avere al cammino fortuna come la vostra. Figurasse, signor Barone, se ora. Ora le cose. Lo sai di che cosa? Ah, che modi sì. Modi mi. Ma guarda, Non capivo che ora di polvere bianca. Avanti che andiamo. Mi dispiace, sia una contessa con da ritirarmi. A stare, come raggio, come vedi come raggio. Signore, buongiorno, arrivederci. Dite, non so niente, un scrafo per frego. Aveva detto di essere su tutte le porte e finestre,
nel mio cuore. Oh, Erasto, mi solo unico, vero amore. Oh, mia vita. Me va una speranza. Mi è perduto tesoro. Mi vivo solo per te. Mi non voglio vivere senza di te. No, lasciarmi. No, che tutti i santi del paradiso ne siano testimoni. Non voglio lasciarti. Uè, pian sovenotti, cosa credeo di fare? I colombetti sotto la tesa. Signora Mare, lei non lo voglio il vecchiotto. Ti si sta promessa? Ma lo avevi visto? Mi fa venire le scrisole ogni volta che mi saluta. Che fare il caio, ti abituare. Ma signora contessa, pensai alla felicità della vostra fiola. Se proprio perché penso alla felicità delle fiole, che non posso maridarla ancora loro come fu, senza arte, senza neanche un petachino. Ma ne sei nemmeno un fiatino di speranza. Cosa? Mime Copo! Anche mi cubo. No, ti non te che da copare. Allora neanche a te. Ma io non posso vivere così. Allora si coperemo tutti e due. Antica, se potevo tutti insieme, così sparagniamo sul funerale. Mi prego, se no. Mamma, aiutami. Beh, che sto zitto, Erasto. Neanche a me sto matrimonio mi piace, mi è tanto, ma sapevi, fanno altre do da quando che è morto mio marito, il signor lo gabbia in gloria. Fanno gli altri donne sole. No, se mi è tanto facile la vita. Ah, l'eredità, tanta eredità. Ma volessimo sistemarsi noi altre, i nostri nipoti per i prossimi 100 anni. Bravo Toso, lo dico, ma l'amore da solo non basta per vivere contenti. Ma cosa dici? Ma allora se il mio barba mi nominasse mio erede universale? Vabbè, allora vedremo amante mie figlie. Sicuro, ma come fare che il vecchio la pensi così? Che faremo cambiare idea. Vi prometto che faremo cambiare idea. E come ormai la promessa si è fatta? O di ritirarla se è ancora in tempo. Signora Mare, la prego, ritirare la promessa così è contenta. Ma non so. Una bella lettera di rinuncia. Il giugo è bello che hai fatto. Ti apporterò mia promesso sposo. Bravo, Erasto, così la va proprio bene. Cosa dici, signora Mare? Mi va bene. Grazie, signora Mare. 100 volte grazie. Sei il regalo più grande che abbia ricevuto in tutta la mia vita. Sì, però sulla condizione che l'erede universale si può, Se la provvidenza vi aiuta. La pregherò giorno e notte. Fare il bene delle fiore vuoi aiutarmi? Mi parte vedermi lì alla sua età e so cosa che vuol dire l'amore. Andiamo Isabella, parecchiamo una lettera e speriamo che vada dritta. Se vedremo presto, spero. E presto se faremo nuovissimi. Non vedo l'ora. Acconterò le ore finché il momento. Che sarà il momento più bello. E sarà il nostro momento. Sì. Basta questi discorsi. Lasciamo stare. Parecchiamo sta lettera e speriamo che vada bene. Arrivederci, suora. Arrivederci. La speranzetta piccola come un peoggio, ma la speranza, signore, te ringrazio. Ma adesso bisogna che ogni roba la vado andare dritta come vi dico mi. Mi farò aiutare da questi. E Isabella sarà la mia sposa, se no me copo! Maria voglia, le pare aver promesso sposa un dono. Sì, Un dono. un dono, Ma di giù da seno. è un dono di quello. Peppanea. Ma d'effetto, Caspita. e magari anche di seconda mano. No. Ma che somiglia come Non noi. mi par proprio da vederlo. E che sia buona. Figurarsi che non sia mai il signor Barone che spendi massa. E che io pensa alla festa. Qua è festa. La festa del Nosseco. La festa è nostra. No, qui non mi piace le feste. Ma tutti la fase costuma. Ah, si costumerà, ma le feste tutti quanti, i canta, i siga, i bevi, il maia. Che bello. No, è vero che non bevo niente. Oh, che peccato. Mi pareva già di sentire nel salone suonare i violini una musica allegra. Tutti batte le mani, i cavalieri ciappa le sodame e mi vedevo andare a fare un giretto di danza.
senta, sigate guido che non corri a sigare, ma verdole! Ho permesso! Avanti! Buongiorno, signor Salonte illustrissimo. So qua per conto di la signora contessa Argante. Che io sto sbagliando. Nel nome sei Crispin? Beh, mi non te conosco e anche per voi conosco. Sei il servitore del vostro nepoto. E cosa ne entri totico a contessa Argante? E me parò. La sua grande gentilezza si è messo a reverente disposizione della signora contessa per fargli un piacere. Un piacere piuttosto personale. Sono qua per questo, primo per dirvi che ne parlo sarà qua di voto e poi per dare questa lettera. La lettera? È la lettera. E l'esila? Sarà la lettera di protesta e di visita, perché prima le guerre sarei piantate senza fargli una sentinella conversazione dopo le donne. Ma tu mi dici, io seguo cosa? Ah, l'ho detto bene. Adesso mi parlo. Ah, sono servitore anche per questo. Illustrissimo caro signor Zamonte, dopo il nostro ultimo incontro avevo pensato meglio alle vostre nozze come Fiore e Isabella e mi pare tutti che siamo stati fiati in massa facilitudini. Facilitudini, così c'è scritto. Sto negozio non conviene l'uno né all'altro e se per questo che col cuore intristio e stomaco struccato avrei restituito la vostra parola, sperando che voi me la sarei restituire la mia, vostra umilissima contessa Argante. E buonanotte. Ma se diventa Con permesso. Erasto, tu sapessi cosa che è successo? So tutto, t'ho fatto di tutto, ma non so stavo a convincere la contessa a non mandare questa lettera. Adesso cosa conti da fare? Non stai a rosegarmi, signor Barba. La signora contessa la che aveva dato la sua parola, non la puoi ritirarla così. Adesso devi andare da Eila e farla convinta a mantenerla. Mi? Non te me conosci mia, caro mio. Mia basarme a quella povera donna che si fa chiamare la contessa. A quella grazia che abbia domandato a mandi a figlia, a mi parle sto pronto. Senti qua cosa che ti dico. Vada bene. Aria. Che le gire, anche stai tre. Che le gire, aria. Bravo Parone. Oh, così te si fa. Beh, se proprio vuoi sapere la mia, non potevi farne meglio. Forse prima che hai detto che dovevo farmi rispettare a te. Prima facevi bene, adesso facevi anche meglio. Bravo, guarda, te devo muovi quasi. Guarda, te faccio bene, non mi va. Ma tu poco bene. Avevo detto mi devi venire a me a Sierra. No, sai che quando che parlai di eredità, caro signor Barba, mi viene in mente sempre il momento crudele della separazione. Questo è il segno che t'ho fatto, sei sincero e profondo. E ora ho deciso. Sarò tutto a te. Ma è la verità. Magari anche parenti stretti, insomma, E un figlio della mia sorella e una povera vedova, figlia di un mentraveo. Che sarò mia Zecchini a testa. Mille Zecchini. Ho stragato 1000 settini. Beh, a dire la verità, non ne ho mai visti uno di dove. Però una volta che mi hai detto che voi veniva a trovarmi per riverirmi, per darmi un vaso, Ma fa lo struccone. anche. Si schese i vostri vusi parò, quel che l'hai fatto l'è sempre ben fatto. Adesso però avremo da darvi il ben servizio a signora contessa. Sono altri due che stiamo giocando. Altri niente, signor Parone. Vedo, Crespin se gas protegasse il vestito e sotto cercate ne tallo su una sentinella, così è buona. Vorrò scrivere che nella lettera della signora contessa? Magari Arasto, ma non posso scrivere a quella manca il Luca, non ti vedi? È meglio che te vai più a stare. E devi dirvi che va bene così. Anzi no, dire che a Geronte la sua rinunzia non gli ha fatto né caldo né freddo. Si impara. Al signor di signor Barba. Crispin, Demo. Arrivederci, signor Barba. Arrivederci. Visita.
altro che sprecare che cavare via la maglia, forse struciare di aver fatto un bullo che su voi. Sì, no, voglio dire, sanno che no, però. Dove fare i simili, Ma Maria Vergine Santissima! Cosa nasce? Come consolasse? Anche ora di polverina nera? Ma va la dite degli sventi che mica sul vetro? Me tocca ricordarmi! Ma non è possibile! Riese vero, se ora di polverina nera? Adesso va pareggiarti e non che ne bisogna di criare? E adesso non è bisogno! Perché sanno crio, ti non ti ascolti! No, mi ascolto un cavallo Ah, del ti calore. ascolti solo quando che devo dire! Tanta pazienza! Adesso lo vedi! Dove vorresti che vada? A pareggiare sta polverina nera? A sapere! Cosa? A sapere! Lo vuoi dire? Ma questa è la mia! Prima mi dice su perché non devo pareggiare e adesso non la vuoi più! Allora, vuoi dire, a sto stupo agro, di polverine e bianche, nere, marò, insomma, basta! Ma se sta speciale a dire che tutto questo... Speciale! È che è scipio di un speciale, no? Adesso a me non venga ormai, che quello! E mi fa una rabbia delle volte che mi succaria! Si sta buono attorno! Mica io che avevo detto che mi pareva massa piccolo! Sì, è buono! Che nome? Sarò. Si lo chiama così perché sta con una medicina che non funziona, con altra di peso! E adesso chi sei? Ah! Chi suona la porta? Ma sei da siga! Ma vengono la bocca! Oh, buongiorno! Guarda la combinazione! Saremo proprio io a parlarti voi! Come deve, signor Serotto? Buongiorno, mi chiamo Giacomo Lo so, ma tutti mettiamo Serotto! e tu ti sbagli. Ma chissà perché come vedo mi fa sempre del tappeto. Con proprio caro. No, ma io sono una settimana agitata. Non sbagliate. E per cosa è ora? Assumi per cosa. Insomma, per me, cosa vuoi che mi fare su e su? Oh, Sì, sei qui vostre strappesse. ma mi si fatto io. No, non sono matto lì, non sono matto. Lo so, i melogadito. Che ho capito? Posso legare il dito? I megadito che volevo ridare la roba dell'altra volta. Tutto qua! Mi fa poco. Alla sua età è come bever bevette pippola. Sentila che pulpito che viene la predica. Proprio da uno che aveva tolto un'altra moglie e il mese passato. Non chiede neanche da far confronti. Guardetemi un pochi di anni manco di vostri. Comunque commesso nel mondo 14 poteri con la prima moglie, che si ho lagato in gloria. E se mi salta il matto, chi fa altrettante con la seconda? Bravo, signor Serotto! Oh, vuoi che mi salta? Ma si sa amato. Mi chiamo Giacomo e non sono matto! No, sempre, la settimana cambia il tempo. Ricordevi, signor Geronte, come che dice Ippocrate nel suo libro adesso non mi ricordo in che libro, però non ha importanza. E dice, Virgo libidinosa se ne migliora. Cosa dice? Virgo libidinosa se ne migliora. Non si capisce? E se la timpora ignorante. E cosa voleva dire? La femmina, giovane e morbinosa, struca l'uomo vecchiotelo finché non la scalcola un can. E invece il Seneca dice, Senex qui virginem concupisce, se ipse decipi. Latino, ma questo? Proprio il vecchiotelo che vuole la femmina fresca e si copa da secco. Ma io ho altro da dirmi. Insomma, sei proprio bravo con il latino. A domani si farà il dottor, ma speciale. Non sta neanche a dirlo Pascal, sui dottori sei tutti asini patocchi. Pensa che mi manca denuncia. Per cosa? Panna sempiata perché nei miei interventi faccio il clister con l'aiuto di un assistente. Sono per cosa che avevi bisogno di aiuto per fare una peretta, non si mi abbonda solo. Sì che sono molti i discorsi. E allora? Un speciale come mi caramiano e poi passarsi per la preta. Neanche
che sei un cliente importante con falsione Geronte. Importante. Appena tocca a criarmi. Sicuro a goda rispondermi della vostra salute con la gente del paese. Ricordate, dovitore buone pastiglie e siropi le cote e papete. Se ne impiastri sali e sense, tanto il medico lavande forti e lenitivi. Questo che vuole la sua. Nonna mia, Insomma, io voglio dire. la mia bottega è sempre aperta per voi. In caso di pericolo, un cucciaretto di miele e un gotto di magnesia e vi scariche come una stupida maledone. Ma mi raccomando, non stai sposarmi. Insomma, muore che sia finita. A suo stufo agro. Ricordate, caro fioristerato di me pastrocci, che mia meta non solo posso dormire un'altra mujer, ma anche il lusso di rifiutarla. Servo suo, signor Geronte. Ah, per carità, signor Barone. Io penso. Chissà solo che ha pensato di dire un po' la cosa. Go professor, oila de casa, go professor! Che fa tutto bagagliare? Go professor, oila de casa, go professor! Oh, finalmente sono buso giamelo, seto anima viva! Il signor Ciapaglietto, sono qua per un certo signor Geronte. Assumi, e vuoi che sia? Oh Maria Santissima, quale maglia mi contentezza di conoscere se sei così grande che neanche riesco a fare. Piano, manotto, che mi sfreghi il braccio! A me pare che mi sia un fiatimba più cassuso vero. Ah, ma sei fatica a riconoscermi. Ma sapevo perché? A suo qua capremo perché mi dicevo. O perché? Ah, non sei che mai visti prima? Ma grazie divino. E il fatto è che il mio defunto papà e se l'ha sposata con una tosata e mi diceva lei era una vostra sorella. E me l'ha comprato medesimo in neanche 4 mesi. Prega che schifo. Sì, ma voglio dire, 4 mesi dopo e non sei. A meno che me l'ha stupito. Anche il mio povero papà si l'ha stupito. Ma un suo caro amico me l'ha spiegato che certe robe gli succede per colpa della matematica quando si conta i mesi. La matematica. Sicuro? Sa che la donna se manco brava di un uomo per i conti? Io so tutti. De modo che, mi per dirla tutta, son vostro legittimo nepoto. Cara, che combinazione. Però, hanno se proprio una combinazione che mi sia capitata in sta casa da voi in sto momento. Decide come vorresti dirmi. Prova a indovinare. E non indovino. Allora, vi darò una giudice. Non sei mio. Chi siete qua? Canassata fica dentro in catomba? Ma non arriva a sapermi, ma sarei bambino. Beh, avevo a dire a me, dal momento che mi son legittimo e illegittimo, nato massa presto, massa tardi, vostro lavoro. So qua apposta per ciaparla la mia spettanza di eredità. Oh, caro. Vero? E guarda zio via. Ciò dipende da quanto mi avete col tarloccio. Beh, sicuro, caro signor Barba, che non mi muovo di qua. Se non dopo che avevo visto partire per l'eterna dimora, penso al rasuso dei quadrottoni e degli edici là. Senta, a una cosa, se io sono andato che sento. Non si ringata facile, fate così. Comunque, è meglio che tutti gli ori che ti sconti in casa. Amica sia amica, avevo sentito dire che sei un taccagno senza speranze e che per 5 secchini saresti buoni andare in piazza e mudante a suonarlo carina. Mi sentio Da chi? Tutti lo sanno che sei un tirchio usurario. mi piace di avere solo per un attimo una centinaia di forza di bracci. E per cosa? Partate sopra un passo a brutto cancro! Oh, bene. Adesso fai qui. Quando si fuori, visto che quasi è tutto mio. Fuori dai a me casa! Per fuori dai a me casa! Ora andasi fuori tu, visto che qua, ripeto, sei tutto mio. tuo! Tutto mio. Ho detto sentire risetta! Tu la salvo. Ho chiamato l'arresto, fammi piacere, vai a chiamare l'arresto!
me passa a vedere che sei le 3 stanze della mia casa. Mino sono la vostra serva, signor. A me piace le donne dei servizi e dei carattere. Così è la caneva. Ma sono sicuro che il vecchiotto gli ascolta un sacco di limbo. Devo ritirare anche il collo la bottiglietta del limbo. E cercamela da secco. Ah, signor Barba, voglio dire che stasera vado fuori con i miei amici e che hai bisogno di 10 secchini sui tossi longia come anticipo per la mia eredità. Così pochi. Non è che fa caso che vorresti 11 o 12, ma... Per adesso mi accontento di 10. Neanche un ferro smarso non te daria! Cosa? Neanche un ferro smarso non te daria! Ah, così? Così! Oh, brutamente di bambino, se non mi dai scherza! Poi do fuoco a tutto quanto! Do fuoco a tutto! Io voglio essere sottissimo! Sei matto, fratello, con buona grazia se vuoi che vada via. E allora? Caro, me ne avevo detto. Carissimo, me ne avevo detto. La verità, Onino, ma sì, la sarà tua, ma cosa ho avuto? E che per chi può essere tua? Ma ti avrei al momento giusto. E quando? Questi affari qua bisogna essere precisi. E queste condizioni, povero, se non tirano avanti 4-5 lì. Va bene. Ancora, ma mi sento magnanimo. A Villaso sì, ma no, uno dei figli. E se mancheve parola, ave giuro che le faccio se piglier vivo. Ave lo giuro sono la testa della vostra sorella. Ave lo giuro. Ah, è proprio bene voto che carisci il coraggio da sa che tu gli esechini. Chi è Zecchini? Un disaremo mia, un disaremo! Vero. Se crede già fare i pesi di gerote con lì e poi morire da fame! Con permesso, con permesso. Erasto! I servizi chi credevi io a farmi visita? Hanno visto venire fuori un tipo strano. E già era uno dei chilo parenti che te diceva prima. E voi, quindi vuoi un poco di eredità, no? E cosa sei venuto a fare qua? Due bessi. I bessi. Uno sopra l'altro. E che tu che se non mi davo, che da poco. Matto! Un matto! Matto te dico! Matto! Ma non ci ha parato bene da chi? Bravo Paron. Danni. E detto tuttissimi. Tutto pulito. La parola la si sta ritirando. Olha. Ma che sia anche dell'altro. Mi son permesso di fare alla contessa Argante una confidenza. Una confidenza. Sì, è che godito della vostra intenzione di nominarmi erede universale. E l'ora, questa la se proprio bella. La signora contessa la mega offerto la manda Sofia Isabella. Ah, vedo lì. Ma sai che tu risposto? Mi non mi sono impegnato, prima godito che volevo sentire voi e avere prima il vostro permesso. Erasto, è il matrimonio, è una spesa grossa. Oh, tutti quanti dopo che mi hai fatto visita, ti beve, ti mangia. Guardati, un'altra visita. Cosa? Chi sono a porta? Senta, sì, o che non sia nato e prima volevo che... Non stai preoccupando, signor Barba, ve difenderò mi fino alla morte! Chissà chi sarà. E chissà, Ma non si sa. e se non si sa, va bene, aspetta, guardami i capelli, guardami i capelli. Oila, decora. Chi è che suona a sta porta? Sono la nipote dell'illustrissimo caro signor Zenone. Proprio giocatemi i parenti. Proprio. Cosa ridi tu di frito, eh? La sera che con questo carta si mostra la mia gioia e l'ammirazione. Finalmente assunto nella santa casa del fratello della mia povera madre, che i santi del paradiso la figlia parmando la dimora celeste. Ah, mi par proprio, mi par proprio. Ti sei tanto che la poltrona che si sente loro. Tu parve, a me contento anche tu scabello.
Serva Modesta. Sì, cara Germana, buongiorno. Oh, sermana, sì. Allora tu sei il fiore del caro, signor Seronte. Non proprio un figlio di suo fratello, ma servo vostro vi trovo proprio venuto. Oh, adesso passo paura. A lui vedermi qualche annetto fa. Allora sapevi come che la sei stata alla casa, ai putei, al marito. Le robe che dai, li recupa. Beh, ma capi ancora l'aria, una sovinotta. Oh, il mio questo matrimonio tristo. Pensai che sono i 20 anni. E il mio povero marito mi casa vedova. E mare. Così la si sta a mare. Voi altri pensate perché sarà ancora una bella putela, avrei neanche potuto risposarmi. Vedesse il sacro ricordo del mio povero marito e mi ha fatto stare sempre sole e soletta. E da quel giorno, eccomi qua, ma il mio corpo sarà sempre palluto finché scampo. Ma se suo polo Mario da casa sola e solita 20 anni, insomma, non avrà neanche a casa tanti. Lui? No, no, sono 9. No. Ma quel carico con di tristezza domani dopo la sua morte gli do ancora un altro. Un altro? Sì, dico, un altro posto. Proprio un modello di fedeltà, non si guardaria a dirlo, ma domani dopo. Ma non vuoi assustare ancora il suo dolore, cara benevola. Ma come mai che sei passata qua da me? Oh, prima di tutto perché avevo tanto caro di conoscere, signor Barba. Servo suo! Dopo perché mi serviva certe notizie. Notizie? Notizie. E che notizie? Che vu, caro signor Barba, si un imbriagò anche su Escape. Cosa? E che frequenta anche certe compagnie di malaffari. Era sto che tu sentio. Oh, tutti lo dice. Tutti lo sa dal momento che sapevo che sia la verità. Ma Erasto! Mi ha anche detto che voi e la vostra pantesca, non so se mi spiego. Comunque anche se l'hai vista tresca, libidinosa e peccaminosa. Mi ha pensato volte a fare che l'amore alla putela giovane, come si chiama la... Ah sì, Isabella. Signor Barba! Così è! Comunque, dopo aver sentito le poche signore mie amiche fidate e timorate di Dio, avevo deciso. Deciso come? Avevo deciso, diciamo, a tutti i vostri parenti per lasciarmi trar via tutti i vostri averi. Tra via che? I vostri averi, i parenti che aspettano di loro di diritto all'eredità. Così che, come dicevo, avevo deciso. Maria Vergine Santissima! Ma a me cuore, a me casa, anche a me cuore! Cuore da me casa! A forza di farmi ancora pantesca, il vostro salere prendeva di calo, allora pure l'eredità. Veppona se non vuoi che mi ispira! Veppona, volito! Aiuto! A volte le piazzate bene in serie! A si diventare a velina! Uno che vi rispetta per il vostro sangue! Uno che vi senti, io lo denuncio! Denunciarmi me? Denunciarmi me? Sì che vi denuncio! A guardia delle amicizie paese, se ne salta, posso anche farti mettere in Mi sento territorio! far piacere! Dove devi sta velina? Dove la mattina sto giorno le guardie già ma chi che da voi? Mino, Ma te fuori dai piedi, le correnti dei pesovati! Davanti l'ultimo giorno di mia vita me la sento! Fatemi via! Bravo Crespi, ti sei proprio un servitore fedele. In certi momenti me la sono vista proprio brutta, ma adesso puoi stare sicuro che l'eredità sarà tutta parbuccia o parola. Grazie Crespi, ti avrei la riconoscenza per tutta la vita. Insomma, basta solo un aumentino di salario. Con se ora non sta. Cosa sarà se ne Farò sta mamma e Non voglio aspetta un attimo, vediamo com'è che sta il Barba! le disie! Poi insomma ci saranno e soprattutto momenti poi scuso! Come arrivo? Il testamento sono davanti alla giacca corta, ma il testamento sarà una disgrazia. Quando varo! Come sei no? Lo vuole sei piantato, sa una cosa dire? Che
tutto possiamo ripartire in roba. Visita, va a venire a detto notaro, se che vuoi il testamento che sarà. Signor Notaro, il Vegnarento, il signor Baron, arriva subito. Mi specchio. Mica di fatto da aspettare, sa, anche se mi lo so abituato a aspettare. Ma porto pazienza, mi spetto. Elise deve vestirsi, adesso sei qua. Spero, perché come ti ho detto, mi non sono abituato a aspettare. Semmai sei altri a aspettare me. Vorrà dire che lo metterò in conto. Elisetta! Eccolo! Manco male così se sbrighiamo in fretta. Marmota! Diciamo! E più non devi mai! Tu sei rito! Come fai rito? Ah, non te parli, ah! Sono qua, signor Baron, come vede che sei il signor Notaro? Oh, io dormo su mia armo! Signor Geronte carissimo. Buongiorno! Cosa dici, oh? Ho detto buongiorno a voi, signor Geronte illustrissimo. Ah, buongiorno. E se qua per il testamento, caro signor Barba. Ah, sì, bene, il testamento. Mi scuserei, anche ad andare di là di sbrigare, con permesso. E beh, così ora di fare il testamento, vuol dire che vorrei a solo in via. Non spero giocarvi. Queste cerimonie dove mai scrutare la vita di suo. Invece, la consolazione dell'aver costituito tutti i propri averi, la dà una grossa soddisfazione al cuore. Soffio il cor? No. Ho dei trozzini e mi crania, ma il corpo è forte ancora come un tamburo. Forte pazienza, ma prima di tutto voglio dire che nato con quel testamento segreto, bisogna che non cambia testimoni. Così il signor qua presente il doveria ritirarsi. Mi ritiro solo se il mio diesel ne barba. Vero, il testamento è già un atto segreto. Erasto, ne voglio carissimo, ritirate. Sì, volevo dire, te ritirare dopo. Perché se è vero che il testamento è già un atto segreto, ma meno segreti quel me ne voglio Erasto. Che sei così bravo, fedele e giudizioso, mi dico che resta. Come che voglio. Allora, in presenza del notaro Bartolo Giambattista De Bartoli. Chi? Bartolo Giambattista De Bartoli. Chi sei tu? Sono me. Sì, mi del mio nome. Bartolo Giambattista De Bartoli. Allora, in presenza del notaro Bartolo Giambattista De Bartoli. Chi? Come insomma, costa capio tutti, son me. Sì, me. Ma nessuno che conosce questo nome, tutti invece... Oh, moleghe. Scusi, signor Notaro, andiamo avanti. Davanti. Allora, in presenza del notaro Bartolo Giambattista De Bartoli, detto schirifisso, mi sottoscritto Geronte Gubertoldo, eccetera. Allora, di sì pure. Cosa dico? Di sì, quali che siete le vostre ultime volontà, osmo. Caro signor Barba, e il signor Notaro vuol sapere a chi che voli la sarga i vostri schei. Ah, sì.
Allora, innanzitutto quello che si paga, tutti i debiti. Ma il de barba non ha debiti. Prego di non interrompere il decunio. Credo dal momento che intendo pagarli. Scusami, davanti dunque. Dunque scrivi 25 secchini al fornaro, 30 al casolin e 65 al beccaro. 65 al becaro. Sì, il beccaro, che sta davanti ad questa TV. Guardate che le soppressette buone. Peraltro, anche le lugane che le non buone, ma andiamo avanti. Allora, 100 secchini all'oste. 100 secchini a noste. Ma quanto da mio bevuto? Tanto mi veniva sempre una secco che passavo vicino. Di quale oste parli? Vede che il ladro pagava via naso, che la bottega so vicino a Piazza Reccia. Ah, vero. E dopo? Beh, mi sembra che quei debiti agenti Dio. Manco male. Ah, vero. Adesso passeremo a discorrere sui lasiti. I lasiti. Allora, se mi va a regolare, non ho bisogno di porte. Lasiti, non lassetiti. Lasiti. Che cosa esisti, lasiti? I besposte che vuoi assare a questo o a quello. Gabbio. Beh, capisco perfettamente. Allora, sì, vedremo. Sì. Allora, lascio tutti i miei averi a Menevodo e Rasto, che sei così bravo, fedele e giudizioso e sesto, e che vuoi un ben come a un fiolo. Oh, che terribile dolore. Calma, putello, non mia finio. Lascio tutti i miei averi a Menevodo e Rasto. Case, immobili, piatti, bicchieri, forchette, schiveroni, collieri, tegnate, monete, insomma, tutto! E invece diseredo, ripeto, diseredo, tutti gli altri miei parenti, fratelli, sorelle, germane, vedove, abbiatici, prolevuti, generi, nuore, cogliere! Proprio tutti. Tutti e nessuno è escluso. Oh, così non si dubita. Oh, non ne farò. Ste parole le mi struccano il corpo. Adesso che mi viene in mente la sua Lisetta. Lisetta? E chi siete, Lisetta? Dammi bene, che si fa tantesca. La sua Lisetta, 100 secchini, uno sarà Oh, mio l'altro, santissimo. ha una condizione. Una condizione. La deve prima sposare Crispin. Ah, sapevo che cogliare la fregata. Crispin, E chi sei io, Crispin? e sei un tosato, ma io sai che se vu scrivi. Mi non mi piace essere costretto a sposarti di dico. Poi dico 100 secchini. Beh, tutto sommato. Ma mi non mi pareva che fosse in conto sti 100 secchini. Sia fatta la volontà del nostro caro Parò. Lazzaro. Ma dici qualcosa, caro nepoto? No, benon, proprio benon. Però. E dopo? Dopo mi pare che non vi sia più niente altro da dire. Quasi, per altre 3 o 4 altre robette. Avanti dunque, parla. Allora, la sua Crispin. Crispin? E adesso cosa che entra Crispin? Non sto interrompere, dito. Crispin sei qui o che cada marità sta tu? Non proprio. La sua Crispin, preso tanti preziosi e buoni servizi fatti generosamente al suo paroncin Menevodo e Rasto qui presente come testimone, anche se il testamento sia in atto segreto, ma non importa. Grazie, caro signor Barba. Ma vu che Crispin non lo conosci tanto, l'è un brutto soggetto, un imbriagón. De certo non si merita la vostra riconoscenza. Mi sono convinto del contrario. Come l'avete voluto forse manuffar? No, de certo, ma no. Dunque scrivi, la sua Crispin, 100 secchini, vita naturale durante, purché si ricorda di me nelle sue preghiere. 100 secchi. Vai ben sti schei per il vostro fedele servitore? Beh, se proprio si vuole sapere. Scrivi. Senza sta clausola, tutto il testamento non è valido. Ma per un orco del servitore. Cosa dici io che gliel'asa a quella simpatica vedova 200 secchini? No, per carità divina. Allora andiamo avanti. Beh, ti diria che siamo. Va bene. Allora metti la vostra firma qua.
Mi? Sì, chi ha? A me non posso proprio fermare. Ho un braccio ballerino. Allora, il testatore dice che non è nelle condizioni fisiche da mettere una firma. Fatto, scritto e approvato a norma dell'articolo 27, coma quinque. C'è fatica però a far testamento, ah. E no, finito. Posso servirvi per qualcosa d'altro? Desidero qua a me? E non su, sta carta lega dalla star delle mie mani. Finirò qua tra poco a portarvene una coppia. Arrivederci. Arrivederci, signor Nodaro. Moscardì, alla butta! Se la volta modesta programma la cosa da maritare! E altri 100 partiti a 10.000 rendita se te ciamo! Guardate che c'è un moribondo da là! Puta che era sollicente, sono venuto senza creanza! Beh, dici la verità, se vostro babbo non fosse che il tirchio che se non mi saresti mai permesso di burlarvi degli un così! Oh, signor Paron, se volete, ma si affidevole alla provvidenza. E siccome che fa tanto per cambiare, cocciamo, non c'è mai nessuno! Vuole dire che però da solo! Lisetta! Eccomi, arrivo! Tutti santi del paradiso, ringraziamo il seno! Saremo un corno di meco se viene pure sta storia, sono meno che cucinati! Sacristi, fatti versole! Come faccio con San così? Io che ti sono parato! Come deve, se sono poco dinanzi, come deve? Mi chiamo Giacomo. Chi sia? Eccomi, Chi? sono servitore del signor Aston. E cosa si viene a fare qua? Posso assistere al poro, signor Geronte? Ah, ma non è vero che sono te Sta bene, anche se devo crepare, ma... Crepare? Crepare, salute! Cosa zio? Qualche guito! Non me la contai giusta. Ma cosa non varia? Voglio vedere se te. E non si vuol! Per cosa? Le rio riposare! Riposare a ste ore. E così te ne sei! E mi non che credo. Allora mi dico di andare fuori qua! E mi non mi muovo finché non ho visto il scioccierotte. Non diciamo le guardie! Me le voglio proprio parlarti alle guardie. Lasciami stare che non ho bisogno di nessuno! Non ti vedi che mi arrangio? Oh, Sarato! Proprio lui vuole far finire la giornata! Buongiorno scioccierotte. Sono venuto qua da lui per assicurarmi sulla sua salute. Dove ti era da bisogno? Ma soprattutto per allegrarmi con voi. Grazie! Cosa che lei da stare allievi, eh? E con lei chi leo? Sacristi, è servitore del vostro nipote, non vi ricordate? Ma che tu fatto di chiamare Novaro? Se stanco, come ho visto il signor Nodaro venire fuori da qua, che doveva pensare che voi... Ne sta solo un pensiero, intendiamoci, però vedo che sta manco male. Come? E Novaro se sta qua e nessuno mi ha detto niente! Che avevamo visto che già eri buttato e non volevamo disturbarvi. Sì, abbiamo detto a notare di tornare un'altra volta. Eppure, la soffagliano a mese mia no. È sicuro che ve lo ricordate? Ma poi sta proprio Crispin che deve portare le lettere della contessa Arganto e non le leggo, signor Erasto. Proprio così, signor Barba, che aveva una memoria perfetta. Vedo bene, caro signor Geronte, che adesso
Stasi manco mai, quindi non capi bisogno. Bravo, io sono non ho proprio bisogno di vostri soldi e mi sento pisare nella trota e finisco di un giardino. No, Gisetta, senti chi sono, verso ma questo mi è tutto simpatico, guarda, via. E chi sei io? Buongiorno, signor Chiribiso. Buongiorno. Tutto bene che stasi meglio di prima, sa? Sono contento. Ah, sono contento anche a me, sì. Ma come facevo a saperlo? Saper cosa? Che stavo meglio. Ah, mi pare, amico leggito clinico, io non sono un dottore e neanche un speciale. Ma sapete cosa fa sto mestiere? O prima o dopo, si impara a capirsi il terrore. Non so se mi spiego. Se capisce. E poi che aveva detto, e dopo aver fatto il testamento, mi saresti sentito meglio, pilisiero. Sì, ma dopo che si era fatto. E intanto, Intanto cosa? dico che intanto Ah, giusto, intanto ecco qua la copia. la copia di cosa? La copia del Il testamento. del testamento. E di chi? Vostro? È il testamento che mi avete fatto prima? Mi? Tu? Mi devo sta proprio pendiente su proprio per fare testamento dovevo mandare a chiamare. De modo che mi sono venuto qua. Ah, io vedo. E voi, in possesso pieno delle vostre facoltà mentali, mi avete assunto le vostre ultime volontà. Ah, si devo scherzare, oh. Vorresti dirle che vi si sa anch'io? Come posso pentirmi di una roba che non ho mai fatto? Ma si sta buono fare il testamento? Mi nome dico. Peraltro, ed era presente anche a sto signor qua. Da seno. Da seno. Erasco. Comandi, signor Barba. Dite se sta presente come mica Maria del Taglio. Non stai parlarmi del vostro testamento! La tortura bancare! Com'è, mi dà, ma non stai parlando del vostro testamento! Ma voglio dire, Gisetta, come io già in vacca, che io devo uno che ha scritto nel tuo testamento. Prego. Gisetta! Comandi? Ma bota, io già, Ma non sapete dove che sia? Deve sparire. Chissà dove sarà. chissà, e dove ho avuto ci sia, che io mi ero parati a venirsi nel comodino, Andiamo a scappare. e fa tutti i semini. Eccoli. Cosa? Io dunque. Mica vogliate sta roba qua. Sì, non vi ricordate però. Voi mica mi mandate a male notaro. Bello da rose vignose, il quadrento, e se che senta proprio davanti a voi, proprio dove che sei a posto adesso, e che c'è la carta, la penna, l'inchiostro, e se che mi sottoscriva sotto dettatura le vostre ultime volontà. Mi per cosa impossibile che non vi ricordate. A parte che non mi piace come che ti dici le vostre ultime volontà. Ti dico e vi torno a dire a tutti che non ho detto un bel niente. Non vi ricordate. Devo dire che non mi ricordo le vostre ultime volontà. Tutta colpa del mancamento. Sì, che vi avuto un mancamento. Un mancamento, sì? Come mai se te non tenga di modo un mancamento? Cosa mi sto dando che non mi ricordo, non lo so. Ma non vi ricordate che venivo qua a catare un vostro nepote, un tipo smarnifo, pagano? Sì. E poi dopo che ha fatto visita a una donna tutta vestita di nero, che diceva che si aveva consultato i suoi amici per difendere i suoi averi. E come si ricordo che è poi una donna? Come no? Così nel testamento gli capiti si era da tutti. E ho fatto bene, proprio bene. Bravo, signor Barba! Allora vi ricordate? No. Tutta colpa del mancamento. Mancamento? Sì, mancamento. Ma qua è mancamento. Mi vedo che non ho avuto ben niente. Ma come per non ricordarmi? Ma quasi impossibile. Non mi ricordo. Ma è sbaglito che... Niente, di niente. Non vedo ben niente. E vedo va! Niente. Ma non è possibile che non mi ricordevo, Non mi ricordo niente. È sbaglito! E diceva, così alla cane va,
Ma sono sicuro che invece il scontorsato di Pippo dovrei andare il cuore la bottiglietta del Pelmo. Non parli scheglia. Ah, signor Barbato sarà poco buono con gli amici. E non hai bisogno di dire se chi di stritto si lunga come anticipo, poi la merita. E cosa da sbagliare? La cucina la pizza male, ciagarina, prima della tutte cerimonie. Il meganzetto che fu è la vostra fantesca. Non so se mi spiego. E poi la dobbiamo scala per fare le termine. Il metro amico mi sta pronto per dare la vostra roba. Ora che mi sono giocava a me! Silvia! Buonanotte, eredità! Che vado mando? In che vado mando? In che faccia me ne moglie? Perché deve essere una buona sera! Scrivi solo mi fa soppiare la mano che vado moglie! Però con gusto sorgeronte! Ci schiarra qua. Non mi è salvissima! Non sanasse, se sente sigari in fondo alla strada. In che vado mando? Poi che vanno No! E invece sì! Se mantenga Baluga non da mandarmi in chiama anche a me! Chi? Misi! E per cosa? Perché se già fatto quel che ha fatto, l'ho che ha fatto, farmi! E la mando la Ghema, anche a te! Devo mandare a qualcun altro da prepararmi le vostre pappe, pappette e pappetine! Che linguassa. No! No? No? Come no? No! Se ora che il velario si spassa, finimola con sta commedia. Non se l'ora che dovevi mandare in gheba. No, e chi ora? Mi! Ti? Mi, sì! Cosa sarebbe una cospirazione? Proprio così, signor Barba sostanì, quello che ha avuto la pensata è l'unico. E ora vorrà dire che mandano in game anche a te? No. Isabella! No, non dovevi mandare in che valori. Sì che ha fatto tutto sto pasticcio, se sta tutta colpa mia. E cosa che treo che vuoi adesso? Vengo dito che se sta per me, che ha fatto tutto qui. E che ha fatto mal? Mandami Signor Geronte, mandami in chepa. E ora manderemo in game a Cavù. Questo è calcoli altri. La rossa! Io non entro. Neanche lì. O io che vado a chiamare qua. No, signor Geronte. Come no? Se non posso vivere con l'uomo che amo meglio che ne sarei preso. Morirò. Sarà da Suso, col suo ricordo nel cuore. Isabella, mio unico amore. Scappa, corri, salvati via il manco. No, non ti asso per la vita. No, poi non vedi, io come sono a Gagliolini. Signor Geronte, sei l'amor che ne conosco. E come mancano gli altri? Se finché le fanno il muore, le fa e le ha paramor, solo paramor, devi pensare a piccarle sotto terra in anticipo. Ma che picante sottoterra! E quando sei qui a fare spazio se passa, meno che morto! Ma mettete come? Mettete come? È meglio che mi vada a chiamare subito le guardie. No? No? No. Come no? Qua non entra nessuno di sti signori. Ah no? No. Allora, vorrà dire che entro mi magari, Ma in un certo senso. Ah, sono sta mica come un Matuseo con pensare di imbrogliarmi da solo. Signor Geronte e Martelli, vi pare una banda di assassini, sti giovanotti. Ah, mi non so cosa ti sembra. Ma so solo che vuoi applicarmi sotto terra. Divino vestimento, diavolo se si è occultata, che il maligno si nasconde in cadria maschere anzeliche. Parole sante! Bella Sempi! Avanti, sentimo, cosa vai a dire? Signor Geronte, non si può fargli del male a voi che ha messo su tutta sta manfrina. Martelli, sei giovani, e così sei giovani, e diventi morbini, se fanca tossidi, scomedissi, strambessi anche. Ma tutto così, senza cattiveria. Dici chi vuoi accopparvi? No, io voglio sposarsi, voglio solo essere felici. Pensa che con la scianta dei vostri bessi a poter fare tutta la felicità di sti tosati. La felicità sua, e quella mia. Ma siamo vecchi, signor Geronte. La nostra felicità si vede contenti perché ne vuol bene. Ne vuol bene, solo qualche whisky. Vogliamo che si chitarresti un po' anche a loro. Cosa voglio fare di tutti questi stei? Hanno potuto portarmi in cielo? Ormai, siamo vecchi. Vecchi disuguali. E dicendo vecchi, è come se volessi dire che io la passo da parte, no, cara mia. Dico sta storia,
non mi intrigo. Sarò anche peggio, decrepito, ma cupo. Ma sono vivo! Vivo! Voglio vivere meglio che posso. E se stai di qua, si sente il morbin dentro. Cosa credo io? Come sentami? Acqua fresca. Vedi? Cosa credo io, perché ho la lingua che si impaccia, gli occhi che mi danno, ma che non mi sento. Non abbia via che niente mi Trento. Trento qua. Vedi cosa sa Dio, vogliate? Quando che te volissi correre, invece te fai fatica sentarti e a carrega. Te volissi sfigare, adesso ti manca il piatto, ti manca. Te volissi stare bene un dritto, volessi che te spassi sempre di più. Sempre di più. Vedi? O te guardi nel specchio e ti vedi uno che non ti si via di, non te vuoi via essere così. Vecchio! Vedi? Ma se così, lo so che si fatica, ma se così. Vado a chiamare le guardie. E mi accompagno. Allora andiamo insieme. Anche non vede da nessuna parte. Come? Non vede da nessuna parte, ho detto. Lo capisco. Non si chiama le guardie! Ma se prima l'avevi detto! Prima ho detto una roba e adesso vi dico l'altra, va bene? E sei diventato matto! No, caro messerotto. Qua dentro so il pisante tutti mi! Va bene? Adesso vedremo dentro di sta storia come chiama ad andare. Ierato. Comandi, signor Barba? Egli qua. Che da volissi tu come museo che hai avuto 20. Ah, fide a me vita, sì, signor Barba. Ma mi voglio bene anche a voi? Amico mio. No, dai, cavaliera. Isabella. Vieni qua. Hai anche comodo lo studio. Non speravi di meglio? E allora, se la signora contessa non ha niente in contrario. No, in contrario no, ma sa, signor Zeronte, noi altri non abbiamo tanti stei. Lascia stare, questi discorsi, lascia stare. Perché caro ne vuole rasto. Che pensami? Ora. Desidera amare. Isabella, Oh, Erasto, mio amore, mia unica felicità. mia finalmente, Tua per sempre. per la vita. E per la morte. Dai a questi discorsi! Di cosa? E tutta sta manfrina avete smentigate di me? Non te capisco, Lisetta. Purisse marita e amor mio e felicità. Manca mi voglia. Vanità. Sicuro? E con chi? Con lui. Ma io guardo non so te, è una vita! Ma io vedo mio altri! Quello no! Di, vieni qua. Ma te? Vieni qua. E ora si torna come mujer. Dici che a gusto, ma col salario che ho, come Perché qui fai? avete dei meriti. Ah, tu si dice dopo che tu ti hai fatto barbumi. E cosa che avessi fatto? Sì, dico fatto. Basta, sigamenti. Che penso che... Ma che penso mia che il tuo salario? Grazie, grazie. Adesso vieni qua. Parottino te ti fa sapere. Scherzi, Insomma, dimmi la verità. Fra tutte le mascherate che ti hai fatto, qual è la statua che ti ha piaciuto di più? Piaciuto di più. Villan? No, via. Devo stare la gallina e semini. Che si via, però. Ah no, sto capito. Assicura maschera di lei, signor Caronte, sicuro. A due attore. Io sapevo che te rispondi così. Adesso, da si vera ma, finimo sta commedia come Così finisse la commedia, fatta di tramacci e mascheramenti per ciappare l'eredità del signor Zeronte. Se si veggi, con te pazienza,
e non stai a pensare che tutti i giovani sia possibilani. Se si giovani, non stai a badar massa a quel che avevi visto, perché non tutti i vecchi se tu si taccani. Se la pena che ha scritto queste battute che le ha inventati i personaggi. Noi altri non abbiamo colpe, siamo solo commedianti che drio il velario mettiamo sulle maschere dei altri. Maschere belle, brutte, col naso lungo, il naso curto, un occhio aperto, un alcio sbasio. Tutte le maschere si mettiamo indosso. Ma rento ste bellezze del carnevale, che siamo sempre noi altri, uomini e donne, che su ste quattro toglie le ghise. Se si sta contenti, pattine le mani, e se non si sta forse abbiamo sbagliato, ma abbiamo fatto tutto questo per amor del teatro.